tutti, scusatemi per i problemi di audio che ci sono stati prima. Visto che eravamo ancora all'inizio, ricomincio da capo, scusate, ma sto provando per la prima volta un nuovo programma, anche se ho fatto delle prove stanotte, evidentemente c'era ancora qualcosina da sistemare. Ora, per favore, se mi potete dare un feedback e dirmi se l'audio è ok, magari se mi potete scrivere su Messenger, magari chi appunto ha il mio contatto diretto o anche alla pagina, così almeno posso sapere che è tutto ok prima di continuare, quindi mi tengo la pagina dei commenti a fianco, così posso controllare se è tutto a posto. Bene, scusatemi ancora. Quindi l'argomento di oggi, come sapete, è il solstizio d'inverno nella Sardegna preistorica. Quindi vedremo perché è importante questo giorno, cosa è il solstizio da un punto di vista astronomico e qual è il significato del solstizio nelle civiltà antiche. Ehm, a livello visivo, che cosa è il solstizio? Quindi, cosa accade al momento del solstizio? Cosa vediamo noi dalla Terra? Ok, scusate, vediamo. Sì, adesso si sente. Grazie. Bene. E soprattutto poi vedremo qual è il significato anche a livello simbolico e spirituale, quindi perché il solstizio è sempre ed è sempre stato considerato un momento importante nelle religioni antiche, ma anche fino ai giorni nostri. Poi faremo una piccolissima introduzione su cos'è l'archeoastronomia, dico piccolissima perché io, per chi non mi conosce, sono un'archeologa, quindi non mi occupo in modo specifico di archeoastronomia, diciamo che sono abbastanza appassionata di questo argomento, ma per un motivo ben preciso, perché chiaramente essendo l'astronomia così importante per le civiltà antiche, se non ce ne interessiamo almeno un po', abbiamo veramente scarse possibilità di penetrare in questo mondo, di comprendere le civiltà antiche in modo un po' meno superficiale, diciamo così. Per cui mi sono interessata a questo argomento non facendo ricerche mie, ma semplicemente leggendo quelle che sono le ricerche attualmente disponibili. Però ritenevo importante in questa conferenza ovviamente fare almeno una piccola introduzione, quindi se siete già super esperti saranno per voi cose scontate, ma credo che sia ancora tanta la gente che invece non ha mai sentito parlare di questi argomenti, per cui mi sembrava una cosa interessante poter fare un'introduzione proprio da zero, proprio una sorta di ABC. E quindi vedremo che cosa possiamo dire in relazione ai monumenti della Sardegna preistorica, ma in particolare riguardo all'argomento di oggi, che è il solstizio d'inverno, come sapete. E infine vedremo anche alcuni suggerimenti di possibili chiavi di lettura, cioè che cercheranno di contestualizzare questi dati che ci vengono dall'archeoastronomia in relazione a tutto il resto che sappiamo delle civiltà, in particolare della Sardegna preistorica. Andiamo avanti. E prima devo fare una piccola premessa, ovvero che gli antichi guardavano il cielo più di noi. Che cosa significa questo?
Significa semplicemente che, per quanto a noi possa sembrare strano, gli antichi, anche nella preistoria più remota, conoscevano perfettamente i movimenti degli astri. E li conoscevano perché guardavano il cielo e lo utilizzavano anche soprattutto nella loro vita pratica, quindi non avendo l'orologio, loro si regolavano con il sole, si orientavano con gli astri e quindi anche l'osservazione dei loro movimenti, sin dalla preistoria più remota, è stata sempre condotta con, potremmo dire, con cognizione di causa. Non sappiamo nemmeno quanto antica sia effettivamente questa osservazione. Quello che possiamo sapere è che comunque sin dal Neolitico abbiamo testimonianze che ci dicano che questi concetti erano ben chiari. Oggi a noi tutto questo sembra molto strano. Ci sembra strano soprattutto perché oggi noi invece siamo totalmente scollegati da quello che è la natura, il cielo lo guardiamo poco e quindi pensare che invece 6.000 anni fa o 5.000 anni fa sapessero qual era il punto dove sorge il sole, per esempio al solstizio d'inverno, ci può sembrare strano, ma strano invece non è per niente se appunto facciamo una piccola riflessione su quello che vi dicevo prima, quindi questo contatto con la natura e con il cosmo che noi oggi abbiamo totalmente perso, conducendo una vita praticamente artificiale e totalmente alienata da quello che è la natura. Scusate, su questo insisto molto perché lo trovo un aspetto molto importante su cui riflettere, sia per un eventuale futuro dell'umanità, sia per il fatto che spesso è proprio traendo ispirazione da quello che sono le testimonianze antiche che possiamo ritrovare qualcosa di perduto e anche, perché no, parti di noi stessi. E qua vi ho messo questa figura della dea egiziana del cielo, giusto per farvi vedere appunto uno dei tanti esempi di come poteva essere rappresentata la volta celeste. La curiosità è che appunto in Egitto, come forse molti di voi già sanno, la dea del cielo era appunto femminile e non maschile, come poi gran parte delle civiltà, di altre civiltà. Proviamo a dare una definizione di che cos'è il solstizio d'inverno. Questo lo facciamo anche perché, nonostante tutti a scuola abbiamo fatto scienze, magari alle scuole medie, però ho sperimentato che la maggior parte delle persone, se appunto gli chiedete a bruciapelo che cos'è il solstizio, non vi sanno rispondere o comunque rispondono in modo molto confuso. Quindi proviamo a dare una definizione classica. Il solstizio è il momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione minima lungo l'eclittica, nel punto più meridionale dell'orizzonte est, ovvero il giorno più corto dell'anno con meno ore di luce. Cosa significa questo? Significa che nel moto apparente, qual è quello che noi possiamo osservare dalla Terra, il Sole compie un itinerario ben preciso e quindi ogni giorno sorge in un punto leggermente differente su questo percorso fino ad arrivare al termine del suo percorso. I due termini del percorso corrispondono ai giorni dei solstizi. E qua da questo schema vedete un pochino meglio che cosa vogliamo dire.
e quindi vedete anche come varia l'altezza del Sole a seconda delle stagioni. Questo schema sicuramente ce l'abbiamo tutti presente dai libri di scuola, ci fa capire come la Terra ruota attorno al Sole, appunto seguendo la sua orbita, e come appunto variano quindi le stagioni in relazione anche alla posizione della Terra lungo questa orbita. Ma forse questa immagine è un pochino più chiara nel farvi vedere come il Sole di giorno in giorno, qua abbiamo le foto fatte a un mese di, non proprio a un mese di, sì, a un mese di distanza l'una dall'altra, e appunto queste foto sono state scattate dal solstizio d'estate al solstizio d'inverno, quindi si parte dal solstizio d'estate 21 giugno in basso e si arriva al solstizio d'inverno, quindi vedete che al solstizio d'estate il punto dove sorge il Sole è questo, mentre invece al solstizio d'inverno è questo, quindi siamo sempre nello stesso punto. Vedete qual è il percorso che il Sole compie. Andiamo avanti. Che cosa significa la parola solstizio? La parola solstizio scusate, perché se chiudo gli altoparlanti, scusate un secondo. Ok, eccoci. Allora, riprendiamo, scusate tutte queste interruzioni. Prima c'era stato il problema dell'audio perché avevo abbassato gli altoparlanti, ma non avevo visto che avevo escluso anche il microfono. Ora chiaramente li ho riattivati e funziona tutto, però poi si possono sentire anche dei rumori non graditi, quindi vi chiedo giusto di avere un attimo di pazienza. Ok, quindi riprendiamo. Che cosa significa solstizio? Quindi solstizio viene dal latino e appunto significa sole che si ferma, perché il Sole, una volta che raggiunge quel famoso punto che abbiamo visto nelle immagini di prima, sembra che si fermi. Sembra che si fermi, ma in realtà che cosa fa poi? Inverte il suo moto. Quindi per quei giorni, mentre arriva al massimo punto e poi cambia direzione, sembra per diversi giorni che sia sempre nello stesso posto, e da questo appunto deriva il termine solstizio. Ma appunto che cosa accade subito dopo? L'abbiamo detto nel commento alla slide precedente, quindi il Sole inverte il suo moto e le giornate tornano ad allungarsi. Quindi immaginate che cosa poteva significare per degli occhi che osservavano questo fatto, considerandolo anche nella sua sacralità, ma anche nella sua materialità, quindi nel suo aspetto sacro, divino, miracoloso, potremmo dire, ma anche nella conseguenza molto materiale e concreta che questo aveva sulla vita della Terra, quindi sul ciclo delle stagioni, sul fatto che tornando alla luce appunto
era possibile di nuovo iniziare un nuovo ciclo e quindi proseguire la propria esistenza secondo i cicli naturali, quindi parliamo anche dei cicli agricoli, dei cicli di riproduzione degli animali e così via, tutte cose che erano strettamente connesse ai cicli della natura prima che prima di arrivare agli estremi a cui siamo arrivati oggi, in cui non c'è più questa connessione e quindi facciamo anche le cose in modo artificiale, fuori stagione e così via. Chiaramente, come sapete, anticamente non era così. Per cui cerchiamo anche un po' di medesimarci in cosa poteva significare questo momento anticamente e perché era così importante. Per questo motivo in tutto il mondo, in tutte le culture, questo momento coincide con una festa a livello religioso e con una celebrazione. Spesso infatti questo evento poteva essere associato a livello simbolico proprio alla morte e rinascita del Sole, che veniva quindi associato molto spesso direttamente con la divinità. Come abbiamo anche accennato prima, quindi le testimonianze più antiche di questo tipo di associazione e di quello che poteva significare risalgono al Neolitico. E proprio in Sardegna, infatti, come vedremo anche meglio dopo, abbiamo delle testimonianze proprio provenienti dalle Domus Deianas. Chiaramente il Sole appunto poteva essere associato a una divinità ben precisa ed è anche per questo motivo che, come forse molti di voi già sanno, tantissime divinità viene festeggiato proprio la nascita e il compleanno proprio in questo momento o comunque in questi giorni tra il 21 e il 25. Questo perché proprio pochi giorni dopo il momento del solstizio si ricomincia a vedere la luce, nel senso che il Sole invertendo il suo moto e le giornate tornando ad allungarsi, c'è proprio quello che veniva chiamata la rinascita del Sole, che corrisponde poi anche al nostro Natale cristiano. Infatti qua vi ho messo alcune immagini, tra cui vedete anche Gesù bambino, il Sole invitto romano, da cui poi viene anche proprio la data del 25 dicembre, che ancora oggi utilizziamo, e ancora una volta l'Antico Egitto con Horus, Sole bambino. E qua, giusto a titolo di campionario, potremmo dire, vi ho messo alcuni esempi che però non sono certamente esaustivi di tutte le divinità la cui nascita si festeggia in questi giorni. Ok, a questo punto io guarderei un attimo se ci sono dei commenti in modo da poter eventualmente rispondere alle vostre domande. Un secondo che li carico. Ok, vediamo. Scusatemi, ma non riesco a leggerli. Va bene, andiamo avanti, ci riproverò dopo. Anzi, forse mi è venuta un'idea. Vediamo se così ci riesco.
Ok, perfetto, nessuna domanda. Va bene, ora li lascio aperti. Scusatemi, ma può sembrare semplice trasmettere in diretta così, ma veramente non è per niente semplice, soprattutto volendo mettere le slide, questo è il problema più che altro, ma vi prometto che la prossima volta sarò un pochino più attrezzata. Allora, e arriviamo a che cos'è l'archeastronomia. L'archeastronomia cosiddetta semplicemente non è altro che l'astronomia applicata alla ricerca archeologica e allo studio dei monumenti e delle strutture antiche. È una disciplina scientifica a tutti gli effetti con dei suoi metodi e codificati a livello internazionale e che comunque viene anche svolta a livello universitario in tantissime università. Per cui ecco, faccio questa premessa visto che ultimamente vanno molto di moda alcuni discorsi un po' fantascientifici, diciamo così, non apriamo questa porta, quindi insomma faccio questa premessa in modo che appunto sappiamo a cosa ci stiamo riferendo, quindi ci stiamo riferendo nient'altro che all'astronomia applicata allo studio delle strutture dei monumenti antichi. Quindi, in particolare, di cosa si occupa questa disciplina? Si occupa di verificare se c'è, diciamo, un'intenzionalità nel costruire i monumenti antichi orientati in un certo modo quale? Un modo che abbia un significato a livello astronomico. Per cui un orientamento preciso che può corrispondere a dei momenti in cui si verificano dei fenomeni astronomici precisi, quindi in particolare il sorgere e il tramontare dei diversi astri, per esempio. E il sorgere e il tramontare anche in dei momenti precisi, come possono essere i solstizi per il Sole e i lunistizi per la Luna. Ma quello che l'archeoastronomia fa inoltre è proprio vedere se c'è un'intenzionalità e quindi se la relazione con quell'evento è proprio voluta, possiamo dire. Perché ci interessa sapere questo? Perché chiaramente se c'è una relazione voluta, questo ha anche un significato poi e ha un significato nel modo in cui possiamo interpretare poi questi edifici o strutture antiche, il loro uso per esempio, il loro significato anche a livello riguardante la sfera del sacro, a livello quindi anche religioso o spirituale. Quindi questi orientamenti si verificano chiaramente in punti significativi degli edifici e dei monumenti, come possono essere delle strutture murarie, per esempio, oppure degli ingressi, delle finestre e così via. Un'altra cosa molto importante da dire è che normalmente i dati vengono elaborati su base statistica, quindi i fenomeni che si osservano vengono riferiti a dei campioni numerici e si individuano delle tendenze proprie di determinate classi di monumenti. Quindi normalmente, poi chiaramente ci sono delle eccezioni, un fenomeno per essere veramente significativo noi lo dobbiamo osservare più volte e in associazione anche con lo stesso tipo con la stessa classe monumentale. Allora in quel caso possiamo essere praticamente sicuri che c'è un'intenzionalità e quindi anche che quella modalità costruttiva ha un significato ben preciso poi nelle civiltà che andiamo a studiare. Quindi anche la Sardegna da questo punto di vista non fa eccezione, perché se i templi, gli edifici sacri di tutto il mondo
fin dalla più remota antichità sono stati costruiti seguendo criteri astronomici e per poterli utilizzare anche per l'osservazione dei movimenti degli astri, sarebbe stato molto strano che in Sardegna questo non si fosse verificato e non solo in Sardegna si verifica, ma anche a livello spettacolare potremmo dire, perché come sapete noi in Sardegna, avendo un patrimonio archeologico sterminato che conta circa 10.000 siti archeologici noti, di cui moltissimi monumenti sono ancora in buone condizioni di conservazione, quindi perfettamente osservabili e misurabili da questo punto di vista, e parliamo di centinaia e centinaia. Chiaramente questo è visibile in modo molto molto chiaro e anche, io aggiungo, spettacolare. Bene, vedo che siete abbastanza numerosi. Enrico mi chiede quanto è diffusa l'archeastronomia in Sardegna, ma diciamo che ci sono degli studiosi che la praticano da parecchi anni. Non è diffusissima, anche in questo campo ci sono molte diatribe in cui io chiaramente non voglio entrare perché non è il mio campo, per cui nella conferenza di oggi vi citerò gli studi di Zedda che a mio avviso sono validi e vi dicevo, per cui sì, ci sono diversi gruppi di studio anche in Sardegna per rispondere alla domanda di Enrico, ma ancora non è così diffusa, ma in particolare non viene divulgata tanto, cioè cosa significa questo? Significa che se voi andate a vedere qualsiasi sito archeologico saranno veramente pochi posti dove vi parlano anche dell'orientamento astronomico di quei monumenti che andate a vedere. Poi non dico che da nessuna parte ve lo dicano, però effettivamente è un dato di fatto. E quindi, data l'importanza di questo argomento, sarebbe anche ora che alcuni dati divenissero un po' più diciamo, non di dominio pubblico, perché di dominio pubblico lo sono già, però più diffusi come un qualcosa che fa parte anche di quella che è la cultura, diciamo, comune, le cose che arrivano a un pubblico un pochino più ampio e non a un pubblico di nicchia o di super appassionati, ecco, questo volevo dire. Quindi, in particolare, da questi studi emerge come comunque il solstizio d'inverno sia uno degli eventi che viene più rimarcato proprio da queste strutture, cioè ci sono molte strutture antiche che sono connesse al solstizio d'inverno e in particolare oggi faremo l'esempio delle Domus Deianas e dei nuraghi. Ovviamente faremo una cosa abbastanza veloce. Quindi, parlando delle Domus Deianas, appunto, vi cito questo studio che è stato condotto su un campione di 649 Domus Deianas, quindi prendendo le tombe che sono orientate verso il sorgere, culminare e tramontare del Sole, vediamo che c'è un picco di frequenza degli orientamenti proprio verso il punto in cui il Sole sorge durante il solstizio d'inverno. Quindi questo cosa significa? Che ci sono moltissime Domus Deianas in Sardegna, il cui ingresso è orientato proprio verso questo punto. Vi ricordate prima la slide che abbiamo visto che ci faceva vedere come il Sole di mese a mese cambia il punto da cui sorge?
Quindi chiaramente se un monumento è orientato proprio con il punto da cui sorge il sole al solstizio d'inverno, questo è rilevabile in modo molto preciso, per cui non c'è da sbagliare in questo senso o da interpretare o diciamo non lascia spazio ad altre interpretazioni. Evidentemente l'orientamento è proprio quello. Nelle Domus Deianas, che sono, come vi ricordo, delle tombe scavate nella roccia di età neolitica, chiaramente la connessione a questo momento è anche molto facile da interpretare, ovvero sicuramente il significato è connesso alla rinascita. Così come la rinascita della luce, anche la rinascita di chi vi è sepolto, ma questa rinascita, almeno in età neolitica, sicuramente o comunque molto probabilmente non è da intendere come una rinascita individuale, ma piuttosto come una trasformazione, una rigenerazione, una perpetrazione del ciclo della vita. Ok? E vi faccio un esempio molto importante, che è quello della cosiddetta tomba del capo di Sant'Andrea Priu. Ce ne sono tante Domus Deianas dove possiamo osservare il fenomeno, ma chiaramente questa, essendo anche molto bella ed essendo la Domus Deianas più grande che c'è in Sardegna, chiaramente quello che avviene è anche molto spettacolare. Quindi che cosa succede? Che quando il sole tramonta, in questo caso la connessione ce l'abbiamo con il tramonto, non con l'alba, quando il sole tramonta, qua scusate un pochino piccola, ma vedete la planimetria della tomba, questo è l'ingresso. Quindi quando il sole tramonta penetra un fascio di luce, a volte per accentuare il fenomeno si riempiono anche le coppelle che stanno all'ingresso di acqua, quindi questo fascio di luce che penetra all'interno arriva fino alla parete di fondo, che come vedete è molto, molto lunga, la domus nel suo sviluppo longitudinale, e questo fascio di luce arriva proprio alla parete di fondo, andando a colpire quella che è quella che era, perché poi forse non tutti sanno che in seguito questa domus è stata trasformata in chiesa, quindi sono state fatte anche delle variazioni, però in origine là c'era proprio la falsa porta. La falsa porta, lo ricordo per chi non lo sa, è proprio questo punto di congiunzione, questo portale, potremmo dire, tra i diversi mondi, quindi di diverse dimensioni. Quindi è una porta scolpita che non è ovviamente vera, ma rappresenta quel punto di passaggio tra mondi, dimensioni, stati di esistenza, chiamateli come volete, differenti. È proprio quello il punto che il Sole va a colpire. Controllo un attimo se ci sono altre domande, vedo che siete in tanti, adesso per fortuna riesco anche a vedere i commenti, per cui se volete potete anche fare delle domande e ogni tanto controllo se appunto se ce ne sono, così possiamo rendere anche questa conferenza un pochino più interattiva. Facciamo un piccolo salto e parliamo direttamente dei nuraghi. E questo perché molti nuraghi hanno proprio una connessione precisa con il solstizio d'inverno. Infatti, dagli studi risulta che proprio per quanto riguarda le torri dei nuraghi, che uno dei picchi di frequenza che è stato riscontrato nell'orientamento riguarda proprio il punto da cui sorge il Sole al solstizio d'inverno.
quindi il giorno del solstizio d'inverno, se voi andate lì, vi mettete all'interno o proprio sulla porta, potete vedere che appunto l'ingresso del nuraghe inquadra perfettamente il punto da cui il sole sorge. Quindi questo assolutamente è molto significativo. Ancora un'altra cosa significativa è quella che riguarda i nuraghi complessi, quindi i nuraghi con più torri. I nuraghi complessi, quindi per esempio i nuraghi trilobati, sono degli esempi eccezionali da questo punto di vista, proprio il nuraghe Losa e il nuraghe Santo Antine, che vedete qua nella foto, appunto presentano spesso almeno una delle linee tangenti alle torri periferiche allineate con i punti da cui il sole sorge o tramonta durante i solstizi. Qua in particolare vediamo, ok, vedo la domanda di Elisa, poi tra un pochino ti rispondo. Adesso spiego meglio questa cosa e forse ti sarà più chiaro. Elisa chiede perché alcune sono orientate verso il sorgere e altre verso il tramonto, qual è il significato? Allora, quindi vediamo il nuraghe Santo Antine in questo caso, proprio il giorno del solstizio, vediamo il punto da cui il sole sta sorgendo. Tenete conto che la foto non è fatta proprio a pelo del muro, quindi si capisce che chiaramente andando più vicino al muro la coincidenza è perfetta, quindi se qualcuno sa quanto è lungo questo bastione del nuraghe, capisce anche quale può essere la difficoltà di un orientamento del genere, che chiaramente deve essere intenzionale per poterlo realizzare in questo modo. Ok, ma per capirci meglio vi faccio vedere questo schema che ci fa vedere l'orientamento del nuraghe Losa. Il nuraghe Losa, così come anche il nuraghe Santo Antine, che diciamo si basa su questo stesso principio, come potete vedere ha una struttura triangolare. Una struttura triangolare che permette di iscriverlo in pratica negli assi dei solstizi, vedete, che sono rappresentati da queste due linee. Quindi ecco, qua potete vedere proprio come è perfettamente orientato e possiamo immaginare che queste osservazioni dei tramonti e delle albe in origine venissero fatti dalle torri, cosa che oggi non possiamo fare perché appunto non sono accessibili per motivi di sicurezza e anche perché alcune sono svetate. Quindi in pratica che cosa succedeva? Succedeva che se noi per esempio ci mettiamo qua, quindi nella torre est, possiamo vedere il sole che tramonta dietro questa torre, ok? E viceversa, se noi ci mettiamo invece su questa torre, possiamo vedere il sole che sorge dietro questa torre. Quindi dato che i nuraghi erano appunto costruiti utilizzando questi moduli delle torri, poi sistemate in diverse combinazioni tra di loro, ma erano delle strutture diciamo concepite in modo coerente, soprattutto questi nuraghi come il Lose, Santo Antina, comunque ce ne sono tantissimi altri ovviamente, parlo di questi nuraghi complessi in cui è perfettamente chiaro che sono frutto di una progettualità
che sta alla base che è unitaria, cioè quindi non furono aggiunte torri in un secondo e in un terzo momento, no, ma tutta la struttura è stata concepita e progettata in questo modo, altrimenti non potremmo avere un risultato del genere. Quindi, dato che queste torri, come sapete, erano molto alte, superavano i 20 metri, comunque le più alte, fino ad arrivare ai 27 metri della torre centrale del Nuraghe Rubiu, ma anche se le altre erano più basse, comunque stiamo parlando di torri molto alte. Quindi il fatto che potessero essere utilizzate per questo tipo di osservazioni sembra la cosa più probabile. Quindi non il controllo del territorio per stare a vedere chi viene a rubarmi le pecore, come sostiene qualcuno, ma invece un'osservazione del cielo, della volta celeste, dei fenomeni celesti, e quando c'erano queste giornate così importanti, così particolari del calendario, proprio, proprio l'osservazione di questi momenti è probabilmente la loro celebrazione rituale, come sembra molto probabile. Bene, quindi per rispondere a Elisa, qual è il significato? Beh, chiaramente in questo caso, cioè per esempio nel caso del nuraghe Losa, noi abbiamo tutti e due i solstizi, forse però la domanda di Elisa si riferiva al discorso che stavamo facendo prima, cioè quello delle Domus Deianas. Chiaramente il fatto che ci sia una connessione col momento del solstizio d'inverno, per me, diciamo, l'unica cosa che possiamo dire senza sconfinare troppo in interpretazioni personali è quella della connessione alla rinascita e alla rigenerazione. Quindi comunque, questo sembra abbastanza sicuro. Poi del perché alcune domus le abbiano orientate con l'alba e altre al tramonto, sinceramente anche si potrebbe associare anche a questi dei significati, però non abbiamo abbastanza elementi per poter fare una differenziazione, insomma. Magari, cioè, possiamo anche considerare dei motivi un pochino forse anche più materiali. Infatti anche il sole, certo, sorge e tramonta sempre da quel punto, però la morfologia del territorio, questo può anche cambiarlo considerevolmente da luogo a luogo, quindi per dire, non sempre magari sarebbe possibile far accadere un fenomeno anche diciamo a livello visivo come quello che accade a Sant'Andrea Priu, sia all'alba che al tramonto, e magari si sceglie anche un momento per questo motivo qua, però non possiamo spingerci più oltre, ecco. Bene, quindi ritornando al nuraghe Losa, vedete questa per esempio è una foto scattata proprio al momento del tramonto del solstizio d'inverno, quindi qua praticamente a filo con il muro davanti all'angolo sostanzialmente. E quindi potete vederlo anche come poi si materializza quello schema che abbiamo visto poco fa. Quindi, che significato hanno questi orientamenti? Chiaramente la relazione tra l'osservazione dei cicli degli astri e la sfera del sacro è a mio parere, molto chiara e è sempre stato così in tutte le religioni antiche. Chiaramente in Sardegna non abbiamo i testi che abbiamo per esempio per la Mesopotamia, che questo aspetto ce lo chiariscono molto bene con dovizia di particolari. Però ecco, dato che la connessione alla sfera del sacro è una costante in tutte le civiltà, sarebbe un po' strano che la Sardegna da questo punto di vista facesse un'eccezione.
A mio parere il significato di questo va ricercato proprio nella volontà di volersi in qualche modo uniformare e armonizzare con quelle che sono le leggi, potremmo dire, divine, cioè le leggi della natura, le leggi del creato, che sono delle leggi perfette a cui l'uomo si deve in qualche modo adeguare per vivere, ma soprattutto per vivere in maniera, potremmo dire, corretta. Cosa che oggi ovviamente col tipo di civiltà che abbiamo un po' perso questa sorta come dire, di timore reverenziale verso le forze della natura e anche le leggi della natura. Quindi in qualche modo queste costruzioni, a mio parere, non solo si inseriscono in un rispetto di queste leggi, ma in qualche modo le sottolineano, le esaltano, le onorano, potremmo dire, quindi da un punto di vista religioso, questi momenti permettevano di onorare la divinità, di celebrare il passaggio da un ciclo a un altro, di celebrare la trasformazione, il cambiamento, la rigenerazione che susseguiva appunto dopo ogni ciclo. Quindi chiaramente io credo che anche da un punto di vista proprio religioso, del calendario religioso, per i costruttori dei nuraghi il solstizio d'inverno fosse un momento importantissimo, quindi non credo che si limitassero soltanto a guardare, come abbiamo ipotizzato, dalla sommità delle torri, ma probabilmente in queste occasioni venivano anche celebrati sacrifici, altri tipi di rituali e così via. Andiamo ancora avanti, siamo in chiusura. Sì, quindi questo l'abbiamo detto. Sì, chiaramente per quanto riguarda il solstizio d'inverno nello specifico, lo sottolineo ancora una volta, la connessione con proprio il concetto di rinascita del sole sembra stringente, poi noi non sappiamo se i nuragici effettivamente associassero al sole una divinità precisa, ma ovviamente se tanto mi dà tanto, i paralleli poi con le altre antiche civiltà ci potrebbero suggerire di sì, anche se non è arrivata fino a noi una mitologia precisa che ci parla di questo in modo più esplicito. Tuttavia, come dico sempre, i nuragici, anche se scrivevano, ancora non possiamo dirlo, in ogni caso non ci sono dei testi che abbiamo decifrato e che sono giunti sino a noi che ci raccontano queste cose, ma ci hanno raccontato tantissime cose scrivendole direttamente nell'architettura, quindi nella pietra dei nuraghi, nella loro struttura. Per cui questa connessione è così forte sia con il Sole che con la Luna, come vi accennavo prima, oggi vabbè, abbiamo parlato più del solstizio d'inverno, però ci sono anche dei nuraghi che sono invece associati ai cicli della Luna e ai lunistizi in particolare, per cui in quest'ottica si potrebbe anche ipotizzare diversi tipi di destinazione, di dedicazione di queste strutture, quindi magari a differenti divinità o a più di queste divinità nel caso dei monumenti più importanti. Per farvi un esempio, cioè il Nuraga e Sant'Antine si possono riconoscere sia degli elementi che lo legano al ciclo del Sole che degli elementi che lo legano ai cicli della Luna, per cui cosa dovremmo dire? Sicuramente che serviva in entrambe le occasioni, anzi più di entrambe perché chiaramente già i solstizi sono due, poi i lunistizi eccetera, quindi in più occasioni diverse, quindi anche in più tipi di
celebrazioni diverse, ma ovviamente poi ci dobbiamo fermare qui, nel senso che non sappiamo quali erano le divinità precise, ma il fatto che ci fosse questo legame con gli astri, ecco, quello credo proprio che lo possiamo dire senza alcun tipo di timore ormai. Bene, andiamo avanti, ma mi sa che... Quindi, solstizio d'inverno oggi, per concludere questa conferenza così travagliata dal punto di vista tecnico, scusate se, se appunto ci sono stati un pochino di problemi, ma vedo che comunque alla fine siete riusciti a seguire in tanti. Allora, Giusy mi chiede: azzardato dire che volessero riprodurre la volta celeste? Ecco, di questo argomento oggi non ne ho parlato perché l'argomento era il solstizio d'inverno. Io assolutamente dico che per me non è azzardato. Da questo punto di vista vi invito a leggere il libro del collega Augusto Mulas, Come in cielo così in terra, che presenta un'ipotesi proprio relativa ai nuraghi della piana dove si trova il nuraghe di Santo Antine, che appunto sembrerebbero, anzi a mio parere è molto significativa questa ipotesi, è molto valida, riprodurre l'ammasso delle Pleiadi. Mancano studi sistematici che ci permettano di rilevare altri schemi magari meno evidenti in altre aree, in altre zone, quindi senz'altro questo è tutto un campo ancora da esplorare, ma secondo me molto interessante e non è così azzardato come si potrebbe pensare a prima vista, poi essendoci anche già un precedente, perché no, sicuramente una via tutta da esplorare. Quindi per concludere questa conferenza, se avete altre domande continuo a rispondere. Comunque per concludere, prima abbiamo accennato al fatto che anche il Natale si riallaccia a questa tradizione del solstizio d'inverno e quindi questo momento ha un significato universale. E non sarebbe male tornare anche ad avere un pochino più di coscienza di questo significato universale, perché anche noi, come dire, siamo influenzati dai cicli degli astri, non si tratta qua di leggere l'oroscopo, però chiaramente stando sulla Terra, in qualche modo, volenti o nolenti, anche se ce lo siamo dimenticato, anche noi risentiamo di quello che accade a livello ciclico, quindi del cambio delle stagioni e così via. Il nostro corpo, non solo il nostro corpo, ma tutto poi il nostro stato psicofisico, cose di cui oggi appunto non siamo affatto coscienti. E quindi che cosa facciamo noi per ricordarcelo? Noi per ricordarcelo il 22 andiamo al Nuraghelosa. Andiamo al Nuraghelosa e ci guardiamo non solo l'alba del solstizio, ma anche il tramonto. Durante la giornata poi faremo varie cose, oltre a visitare il nuraghe e approfondire anche ulteriormente queste tematiche, poi essendo là chiaramente dal vivo avremo occasione di approfondire diverse cose. Visiteremo anche altri due nuraghi, che sono il nuraghe Aiga e il nuraghe Zuras, quindi anche se ci andremo in un orario in cui non ci sarà possibile vedere dei fenomeni particolari, però visto l'argomento del giorno comunque parleremo anche degli orientamenti di questi nuraghi. Ma soprattutto quello che ci tengo molto a fare è guardare assistere, contemplare questo momento in assoluto silenzio.
quindi in qualche modo restituendo quella sacralità che doveva avere in origine. E questo perché lo facciamo? Proprio per sperimentare anche su di noi in prima persona, anche a livello emotivo, eh, cosa significa essere veramente coscienti del sole che sorge, dei cicli che appunto si susseguono l'uno dopo l'altro e della nostra connessione con questi cicli. Quindi trovo che sia molto importante anche per comprendere un po' meglio sia dove siamo oggi che anche la civiltà nuragica, provare a fare forse come si faceva tanti anni fa. Non sappiamo se in effetti, non lo sappiamo se loro li osservassero in silenzio oppure suonassero flauti e tamburi. Questo ovviamente non lo possiamo sapere nei dettagli, però una cosa è sicura, che quando contempliamo qualche cosa, un fenomeno, come in questo caso in silenzio, lo stiamo facendo in maniera cosciente, quindi gli stiamo dando una dimensione sacra, metto tra virgolette in questo caso, per cui sicuramente è un'esperienza che non può essere, ecco, spiegata a parole, ma bisogna farla di persona. Quindi, per tutti coloro che ci saranno, io vi do appuntamento sabato alle 7 del mattino. Ricordatevi però che bisogna fare la prenotazione perché più di un certo numero di persone preferisco non portare, questo perché in questo modo ci possiamo godere meglio la giornata sia a livello proprio di partecipazione e di interazione che per evitare problemi logistici, quindi in questo modo possiamo con un numero più contenuto di persone visitare contemporaneamente anche tutto quello che andremo a visitare. Rispondo alle ultime domande. Allora, Speranza mi chiede se i nuraghi sono presenti solo in Sardegna. Sì, i nuraghi sono presenti solo in Sardegna a partire dall'età del bronzo medio e certamente hanno rapporti con anche strutture di altre aree del Mediterraneo che forse sono state influenzate dai nuraghi stessi, magari comunque sicuramente chi viveva in Sardegna non era isolato, ma questo tipo di struttura nasce, si evolve qua e è così fatta, si trova soltanto in Sardegna. Aggiungo per chi magari ci segue da fuori, ha meno familiarità con i nuraghi, chiaramente oggi non ho fatto anche un'introduzione sui nuraghi perché l'argomento era un altro, comunque vi ricordo che in Sardegna abbiamo ben 8.000 nuraghi, questo è un numero diciamo approssimativo perché il numero reale non si conosce con precisione. Comunque un numero abbastanza vicino al vero, visto che 7.000 almeno sono quelli proprio elencati in modo ufficiale. Quindi ecco, sicuramente un numero enorme che in qualche modo deve essere motivato anche in modo un pochino più convincente rispetto a quello che non si è fatto finora. E chiudo qua per non addentrarmi adesso in discorsi troppo lunghi che magari li facciamo un'altra volta. Vediamo che cosa dice Roberto. Va bene. Però suonate dal vivo anche le Launeddas in sottofondo mentre sorge il sole è veramente magico. Magari se venisse un suonatore di Launeddas purtroppo non ce l'ho, però se c'è qualche volontario sicuramente le Launeddas le possiamo ascoltare mentre vediamo il sole che sorge.
Bene, dai, grazie mille a tutti. Scusatemi ancora per gli inconvenienti tecnici, che ovviamente hanno anche un pochino, come dire, mi hanno un po' condizionato nella mia solita serenità, diciamo, ero un po' così soprattutto perché prima, per chi si è collegato dopo non l'ha visto, però era tipo Candy Camera, ho fatto un quarto d'ora di conferenza senza audio con 50.000 commenti che mi apparivano, ma io non li potevo vedere. Quindi vi ringrazio davvero per la pazienza e con chi ci sarà ci vediamo, vi do appuntamento a sabato mattina. Ciao a tutti.